Buongiorno, buon lunedì 26 luglio 2010, buon compleanno a Nette Ronkin, buona giornata e buona settimana. Oggi le parlo un pochino di Edar Production, Edar Produzioni d'Arte, con, facendovi vedere il calendario, o anzi il lunario, della Serenissima del 2010 con tanti bei miei contributi, no? Che non è mia propria stagione dei calendari, ma questo è un calendario d'autore, quindi da collezione, che ha 15 anni sta raccolta qua. Nell'ultima pagina è una tavola mia dedicata a Legnago, ecco, scusa, Legnago, vi ricordo il quadrilatero, Peschiera, Verona, Mantova, e sotto che Legnago insegna dove sono nato me, nelle isole sparse, fortezza strategica per la libertà o per l'occupazione delle isole. Ecco, la tavola finale di questo calendario parla di Legnago e del trattato di Formido, che è l'articolo 11 nel 1797, 17 ottobre, ben stabiliò di occupare in maniera permanente questa piazzaforte strategica per tenere sotto dominazione le isole. Di bello poi questo calendario, ancora reperibile in qualche edicola, che è il racconto sempre mio del 1796-1797, con tutti i passaggi obbligati per riunire la memoria della caduta della Repubblica Veneta. Anche date sconosciute, tipo il Trattato dei Santi d'Elfonso, 19 maggio 1796, qualcun altro lo mette in agosto, e qua si potrebbe discutere se che ha ragione. Comunque la Cambridge, autorevole, mette questa data ed è importantissimo questo fatto che nei libri di storia non è neanche raccontato. Di bello poi sto calendario qua del 2010 porta in fondo sempre in lingua madre, lingua veronese veneta, qua sotto delle isole, mese per mese cosa è successo nel 1796. Vi fa un esempio, ve leggo adesso cosa luglio, nel luglio del 1796 le truppe del generale francese Rampon dava sulla fortezza di Verona e con un gesto violento mandava via le armi venete. Le truppe venete, come Napoleone voleva che il giorno 9 fosse buttata fuori da Verona, 3 compagnie del reggimento Ultramarine Veneto con la bandiera vermiglia si ritirava verso Vicenza e 4 compagnie si ritirava in Padova. Aspettare ordini dall'eccellentissimo Senato della Repubblica Veneta, che nel 1796, 213 anni fa, era in auge. A Parigi arrivarono immediatamente le proteste del Senato della Repubblica Veneta, perché Napoleone era solo un generale in quel momento là. Il direttorio comandava a Parigi durante la rivoluzione e quindi non sapeva bene a chi riferirsi, proprio per quello la Repubblica andava alla lunga. Il 30 luglio le truppe austriache va in aiuto a Mantova, ovvero era rimasto il caposaldo di Mantova, e venendo giù da 3 parti, dal fiume Cese, dal Brenta e dall'Adige, queste truppe austriache, passando sul territorio della Repubblica Neutrale Veneta, va a sostenere Mantova, che era circondata ormai da mesi.
da giugno. E il 30 di luglio 1796 si spampinò la voce che la vittoria austriaca era prossima e che Napoleone l'era ferito e che gli austriaci gli era in via a ricappare Milano. Sta voce aveva fatto alzare la testa agli austriacanti e al re di Napoli e si sperava di restare liberi. Alla testa di un esercito austriaco parea volesse marciare verso Mantova, lo Stato Pontificio, e pensava di fare una guerra contro la Francia e si dava da far partorse in Drio le legazioni pontificie appena perse. Qualche tempo dopo Bonaparte si ritirò da Verona e da Legnago la tira via l'assedio a Mantova e la controffensiva di Bonaparte si concentrò a ovest del Mincio, a Lonato fino a Gavardo, lungo il Cese, che sta la controffensiva francese di Massena che la impediò a Quasdonovic, austriaco, di arrivare a Mantova, ma anzi l'ha fatto venire de oltre a Gavardo e Massena, francese, la ricciappa a Salò, insomma, che era scaramucce avanti in brio sulla linea del Mincio. Questo è solo per raccontarvi cosa che è scritto su sto calendario ancora, per il giorno 26, che tutti aneddoti e aforismi in lingua veneta. Ancora dice: a Sant'Anna il riso va in canna e fa l'anima la castagna. Ieri, che era domenica, che era che vuole sette femmine per fare un testimonio. Domani, che è il 27, che è scritto non toccare can che rosega o divulgador che perde. Va bene, ecco, dopo vedere belle inserzioni. Questa è la chiesa di San Zen di Verona, poi tante belle tavole figurate. Qua che il doge deve essere benissima, mi piace ricordare, vediamo quanto tempo tengo, poco. Mi piace ricordare il primo doge che porta il mio cognome, si chiamava, vediamo qua, il nome Paoluccio o Paoluccio, potrebbe essere anche un sbaglio di trascrizione De Paulus, diciamo De Pauli, De Paulus Patrizio, che era il titolo di esarca di Ravenna. E qua parliamo del 697 De Paulus Anafesto. Va bene? Quindi anche qua un'altra bella genealogia. Non mi ha fatta mista tavola qua, mentre abbiamo tante altre belle tavole che parla di tante tradizioni venete, alcune perse, alcune reste, tipo quella della navigazione a cui che tengo tanto. Vediamo un po' i costumi dei veneti, l'imbarcazione prima dell'anno 1000 fatto da Anna Maria Rontin, brava incisore, l'arsenale dei veneti, la forcola, andare in barca o in gondola per remare, il galeone e la galeazza, i dogi della Serenissima, appena detto, zattieri della Brenta, questa tavola, la coltivazione del tabacco, il conciaro, Vicenza del 700, l'origine di San Zenone del Minerve, e poi si finisce con la metavola su Legnago e Porto. All'epoca era anche il porto, adesso Legnago non sa più neanche cosa è il porto. Vi ho detto a tutti là, ma vediamo se mi ascolta per riaprire il porto fluviale che portava su tante merci. Ecco, questo è solo il calendario. Sono a 9:42, chiudo e passo e saluto tutti, grazie.